Duilio, Ines, vorrei continuare a parlare dei vostri figli, Sì, no? Qual sì. è il rapporto che avete con i vostri figli? Ma intanto si ricordi chi che sono i nostri Sì, figli? certo che sì. I Gemelli, gemelli, a Tamara sì, e Toma, sì, 29 sì, sì. anni. Gemelli. Coetanei. Vabbè, gemelli. Nati stesso periodo. Gemelli, sì, gemelli. Tamara ci dà tante soddisfazioni, lei è in giro per il mondo, studiare, Sì, lavorare, sì, sì. brava. E Toma lei è in quarta superiore, 29 anni, dottore. Ma non parli così di suo figlio, poverino. Non Dottore, parli- lei in quarta superiore a 29 anni ha capito o non ha capito che è ebete? Ma non mi pare il caso di trattarlo così, di offenderlo in questo modo, se mi permette. Infatti ha ragione, non sta a parlare mai di che l'ebete è il nostro figlio. Comunque la nostra situazione familiare rispecchia esattamente quella dell'Italia, no? E sarebbe intelligente che abbiamo manda via e poi mona abbiamo casa da mantenere. Sì. Allora, se mi posso permettere, c'è qualcosa che le infastidisce in particolar modo, signor Duilio, rispetto, non so, ai vostri figli, al fatto Cos'è che che- la sua figlia... Scusa, posso dire una roba? Sì. Sta Tamara, brava. E intanto è andata all'estero, perché non poteva stare qua a casa, Ecco, non vedi. poteva stare a casa sua, non per poteva quale stare a motivo? casa Ma sua. Sei lei antico. deve vedere oltre, signor Duilio, un'opportunità di lavoro all'estero, va benissimo, non per la sua figlia. Ma cosa? Tanto fa quello che fa, puoi anche farlo qua, dottore. E dopo Così che fa, così che ha fatto Tamara. e ricerca. Non sa neanche io quello che fa Ricerca. Tamara. Ma per forza non si capisce niente al giorno di oggi, dottore. Come fate a dire che lavoro che ha fatto Fioio? Non ti sa neanche a voi spiegare che lavoro che ha fatto Fioio. Guarda che la società di oggi è complessa, dottore. Sì. Ah, sì? Ah no, se io vai in una classe che domanda ero piccolo, che lavoro fa tuo padre? Ok? Una volta era facile, ti dire sempre quello, il muraro, l'imbianchino, certo. l'elettricista, l'idraulico, il prete. Adesso non te capisci. Come prete? Non te capisci più niente di cosa che fai i genitori, figurati un figlio. Mia figlia non so cosa fa. Allora, e sai qual è la verità? Che lui è geloso che nostra figlia si è catata al moroso. Ah, che Teddy bello, adesso Teddy. convive la Teddy, che bel nome, Teddy. bel nome. Questa è la verità, per quello ce l'ha su. 1,90 m di uomo con un nome di un pelus. Ecco. Teddy, un orsetto a 100 kg. E mo dovevo che sta tirando con scioppo a Luna Park. Dai, Allora, non era mia Renzo, non era mia Nanni. Ma per piacere, signor Duilio, lei deve vedere anche il lato positivo della cosa, no? È Magari... rimasto indietro, questo non si è evoluto. Tutto ma il perché mondo non mi pare andate- una Formula 1 ormai e mi sono sentato in divano a guardarlo. Visto, i dormesalgi, Perché dottore. non andate ad esempio a trovare Tamara all'estero? Perché non andiamo a catarla Ma all'estero? perché devo andare a Catania a Tamara a Londra? Devo andare a Londra. Andiamo! È una grandissima opportunità, potresti imparare ad esempio l'inglese. Io, ad esempio, guarda, io vi invidio un po', no? La grande opportunità che avete di andare a trovare vostra figlia e imparare l'inglese. Io ad esempio non parlo inglese. Ecco, purtroppo vedi, io non parlo. Dottore, questo è grave però. Lo so, un po' sì. Nel 2000 è quello che siamo, un signore laureato che si spaccia per professionista, non sa neanche inglese. Dottore, guardi che oggi senza inglese non vai da nessuna parte. Ha ragione. Lei sa l'inglese? No, ma mi non va da nessuna parte. Figurati se vado a Londra mica cantarmi fio. Teddy voglio cantare, andiamo dove mi ospite io. So a casa in Marzapane, andiamo Teddy. You kill you. Ah? You kill you. Cosa vuol dire? Copate.